Un dipinto misterioso dai connotati stilistici tipici della mano di Raffaello, ma dal significato simbolico in parte oscuro. Dama con Liocorno ci trasporta in una dimensione spaziale che disorienta la mente, perché se da un lato la figura femminile è perfettamente identificabile sia nelle fattezze che nella posizione assunta in un paesaggio ordinario, dall'altro lato ci spiazza per la presenza di una creatura incongruente, il Liocorno. Lo sguardo della dama trafigge lo spettatore come se volesse metterlo in guardia da qualcosa. La sua espressione laconica, labbra serrate, vuole forse suggerirci di indagare l'enigma che la riguarda? Il piccolo animale leggendario che nella mitologia medievale era considerato minuto ma invincibile potrebbe anche rappresentare la nobiltà, la purezza e la castità della dama. Il Liocorno era considerato un animale indomabile tranne che da una vergine, almeno secondo una leggenda medievale. Ma il Liocorno è sempre stato presente nell'opera oppure è stato aggiunto successivamente? Sul dipinto sono state effettuate delle indagini radiografiche che hanno messo in evidenza diverse fasi lavorative. Pare che nella prima stesura la dama fosse stata dipinta parzialmente e le colonne non fossero presenti. Sono state aggiunte successivamente così come le maniche della veste e il paesaggio. In questa fase al posto del Liocorno c'era un cane, simbolo di fedeltà. Un'allegoria ricorrente in molte opere pittoriche raffiguranti due sposi. In una stesura successiva la dama venne addirittura trasformata in Santa Caterina. Qual è la vera identità della donna ritratta? Molte indagini indipendenti tra loro e portate avanti da studiosi dell'arte in diverse epoche portano a ritenere che si possa trattare di Maddalena Strozzi, già dipinta da Raffaello in un dittico con il marito Agnolo Doni. La somiglianza tra le due donne è tale da non lasciare dubbi sul fatto che si tratti di una sola persona. Il dipinto probabilmente fu realizzato come richiamo alle nozze tra i due, così come ci portano a pensare alcuni elementi significativi come la pesante collana arricchita da una vistosa pietra preziosa, forse dono nuziale, o dall'abito con un vestito scollato con grandi maniche estraibili allacciate, identico a quello della gravida di Palazzo Pitti. È possibile ravvisare una somiglianza del dipinto con la Gioconda di Leonardo. La posa della donna, il paesaggio sullo sfondo, le mani unite, lo sguardo penetrante. Dama con Liocorno lascia aperte molte domande sulla sua genesi e sul significato dei molti elementi che la compongono.